Ciao, sono io. Va bene fra mezz'ora. Che ti avevo detto? Adesso fa come dico io. No, non mi va più di andare in bicicletta. Perché non giochiamo a palla? Va bene. Chi la fa cadere per primo paga la penitenza. Sì, ma comincio io. Tieni. Lucy? Sì, mamma. Allora io vado. Mi raccomando, attenta a Michael. Ma non avevi detto a papà che ci avresti portato al cinema? Mi dispiace, ma hanno anticipato la riunione. La signora Rins non può sostituirmi. La signora Rins? Sì, certo. Ciao. Ciao, mamma. Sidney, mi raccomando, dia un'occhiata ai bambini. Stia tranquilla. Signora Duval? Signora Duval? Robert? Siamo qui. Venga, venga.
Robert, c'è la signora Beth. Mi scusi, ma devo andare di sopra. Faccio da solo. Se hai bisogno, chiamami. Pronto? 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 Mamma, come va la riunione?
Robert, ecco il tè. Lucy, ti ho detto 1000 volte di non chiamarmi qua. Lucy, ma sei fatta? Cosa dici? No, non è vero! Jane, che è successo? Calmati, Jane. Jane! Jane, aspetta! Jane, dove vai? Dove vai, Jane? Aspetta! Aiutami! Fred, fa presto! Jane! Jane, aspetta! Sì, Jane. Presto! Calmati. Fred! Ti prego, È Jane. stata colpa mia, non dovevo lasciarlo solo. Michael è morto! Jane, ti prego. Non dovevo. Non dire così. Non dovevo lasciarlo solo. Non devi pensare a questo, Jane. Chi è? Robert. Signora Becker. Signora Becker, venga. L'ho tolta. Da quando non c'è più mia madre. Ma allora anche da me di sopra manca la luce. No, no. Da lei è tutto a posto. Il mio affitto l'hai ricevuto? Ogni mese. Ma anche se non mi avesse pagato... Sai, io lavoro. E comunque, l'appartamento l'avrei sempre lasciato a sua disposizione. Sì, per lei. Sei proprio un angelo, Robert.
Robert, scusa, avresti qualche stampella? Ma sì, certo. Certo. Vado a prenderle subito, sono di là. Lascia, faccio io. Signora Becker, Sì? pensa di restare un po' di tempo qua? Comunque non ti darò troppo fastidio. Signora Becker, Robert, volevo dirle che ho preparato da mangiare. Niente di speciale, ma se lei vuole. mi dispiace, Robert. Ma stasera non posso. Beh, io l'ho detto solo perché pensavo. E va bene. Sarà per un'altra volta. Certo, un'altra volta, se ti fa piacere. Robert, stai molto bene vestito così.
Ciao Robert, Ah, è lei? come stai? Non c'è male, grazie. Bravo. Hai fatto quel lavoretto? Sì, sì, certo. Un momento. Come mai hai riattaccato la luce? Stai aspettando visite? Ora è a posto. Sono $8. Hai fatto un bel lavoro. Te ne do 10. $2 di mancia. Grazie. Grazie, signor Weiss. Ehi, Robert, non ci sarà mica la matta su, eh? È già tornata? No, no. Mi scusi, adesso devo andare di là, ho da fare. Sai una cosa, io l'ho sempre pensato che tu ci sapessi fare con le donne. No, ma cosa dice? Beh, arrivederci e grazie ancora. Ehi, di un po' com'è, eh? Ci sa fare? A me puoi dirlo. Arrivederci, signor Weiss. Papà, che ore sono? Ma è già la quarta volta che mi chiedi che ore sono, Lucy. Piuttosto, sei pronta? Caro Leslie. 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 No. Robert, forse è per me. Sono Leslie Baker. C'è Jane? Leslie. Jane. Mamma, 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 mammina, mamma, mamma, mamma. Non fare così. Basta, Lucy. Ma perché non entri? Lo sai che possiamo restare pochi minuti. Robert, ci vuoi scusare un attimo? Come stai? Così. Vedo che ti sei rimessa. Abbastanza. Hai ricevuto l'assegno mensile? Sì, ieri sono passata in banca. Come va il tuo lavoro? Bene. Proseguo. Sei sempre tanto occupato. In fondo è un lavoro che mi piace e non sono il tipo che cerca molti sbagli. Questo. Comunque adesso lavoro molto a casa, sai, per Lucy, per non lasciarla. Se ti serve qualcosa... No, ti ringrazio, ma qui ho tutto. Ti trovo bene, Jane. Già, sto benissimo. Accomodati.
è male qua. Scusa un momento, torno subito. Ecco, mi auguro che siano venuti bene. Ti ringrazio, ma ormai non bevo più. Oh, mi scusi. Entra. Non mi dai fastidio. Vieni. Mia madre dove dorme? Di sopra. Lì è molto più bello. Che bello questo. Come si suona? Questo non so suonare. Io li riparo. È un sax. Lucy, dove sei? È ora di andare. Tornerò, te lo prometto. Scusami, me ne ero dimenticata. Stasera non posso. No, non si preoccupi. Fa lo stesso. Magari potremmo bere qualcosa insieme. Ti va? Allora, più tardi, ti aspetto di sopra. Vieni. Vieni, sono nella vasca. Sto facendo il bagno, entra pure.
Possiamo bere anche qui, ti pare? Sono qui. Ma tu non bevi? No. Magari dopo. Ma dove vai? Parliamo un poco. La ragazza ce l'hai, Robert? No, non ancora. Davvero? Sento che quest'anno la troverai. Aspetta qualcuno, signora Becker. Perché? Sei geloso? Comunque non chiudere il cancello. Ehi, Robert, Sì. non è stato facile trovarlo. Costa $2 e Chiara. 30 centesimi. L'hai preso? Eccolo qua, è del 10 aprile. Il giorno dopo che avvenne l'incidente. Ieri, 9 aprile, c'è stato un drammatico incidente sulla statale 221. La vettura di Fred Kellerman di Filadelfia, condotta dallo stesso, recava a bordo Jane Baker di New Orleans. La macchina che aveva affrontato la curva ad alta velocità sbandava paurosamente e si schiantava contro il guardrail. Ma, purtroppo, l'abitacolo veniva sfondato da un troncone che attraverso il parabrezza provocava la morte di Kellerman per decapitazione. Le indagini della polizia sono volte a stabilire le responsabilità dell'incidente. Resta anche da chiarire il comportamento della donna che, allontanatasi dal luogo dell'incidente, è stata più tardi rintracciata in un villino di via St. Charles.
Robert, è in casa la mamma. No, mi dispiace. È uscita. Ma dovrebbe tornare presto, sai. È un vero peccato. Mio padre non sa che sono venuta. Le ho portato un regalo, una cosa che starà benissimo nella sua stanza. Sono sicura che le piacerà molto. Posso salire? Voglio farle una sorpresa. Una sorpresa? Non potrei farti salire. Tua madre non vuole. Lasciami salire, dai, te lo giuro, ci metterò un momento. Lucy, cosa fai? Niente, stavo cercando dove mettere il regalo. Dai, vieni, scendiamo. Scommetto che muori dalla voglia di sapere di che si tratta. Vuoi che te lo dica? Le ho portato una fotografia di papà. Lui è molto cambiato. Da quando c'è stato l'incidente non esce quasi più di casa. Deve sentirsi molto solo, non parla più con nessuno. Nemmeno con me. Se penso a com'era prima, è sempre allegro. Sente molto la mancanza della mamma. Vorrei proprio che lei ritornasse a casa. Vorrei vederli insieme. Anche papà lo vuole. Non lo dice, ma so che lo vorrebbe. I dottori dicono che adesso è completamente guarita, perciò potrebbe tornare a stare con noi. Tu lo sai perché era andata via di casa ed era venuta a vivere qui. E sai anche il perché. Ma per fortuna adesso è tutto passato. Per sempre. Quel bastardo è morto. E mamma è tornata quella di una volta. È venuta mia figlia, vero? Sì. Mi ha detto che aveva un regalo. Perché l'hai fatta entrare in camera mia? Perché? Ho pensato che... Ricordati che di sopra non deve salire nessuno senza il mio permesso.
Robert, ti ho riportato i bicchieri di ieri sera. Dove li metto? Di là, grazie. Robert, scusami per prima, ma sai, sono molto tesa. Non volevo offenderti. Spero che te ne sarai reso conto. Io Non importa. immagino che per te non debba essere facile stare da solo in questa casa. Oh, non si preoccupi. La sai una cosa? Non ho mai visto dove dormi. Si vede che qui manca la mano di una donna. Non ti sembra? No, no. A me va benissimo anche così. Non deve preoccuparsi. Dove tieni le lenzuola? Sono lì, nell'armadio. Bene. Ecco qua. Stanotte dormirai meglio, vedrai. Dammi una mano, Robert. Volentieri. Ecco. Così. Prendi. È tanto che non rifaccio il letto a un uomo. A posto. Perché non vieni qui ad aiutarmi? Tieni. Ecco. Bene, e ora mettiti seduto. Coraggio, siediti. Ti aiuto io. Bravo. No, no. Faccio io. Su, Lasci. lasciami avanti, non fare bambino. Fred, amore, vieni. Sei in ritardo, pensavo che non venissi più.
Ciao. Non c'è mia madre? No, mi pare abbia detto che andava fuori città. Vuoi farmi entrare, per favore? Domani è il primo anniversario della morte di mio fratello. Mio padre e io andiamo sempre a portargli dei fiori al cimitero. Mi piacerebbe tanto che ci venisse anche la mamma. Sai una cosa? Non ha mai visto la sua tomba. Chissà, potrebbe essere una buona occasione, forse per farli tornare insieme. Ti ha mai detto come è morto mio fratello? No, non me l'ha mai detto. Ma dovresti augurarti che dimentichi queste cose, se vuoi veramente che guarisca. Già, hai proprio ragione. Sai, mio fratello era molto vivace, proprio come la mamma. Che peccato. Tutta colpa di quella barchetta.
Dovresti metterne di più. Guarda, così. Vedi? Sì, è vero. Tuo padre non voleva che mi truccassi. Con me non ha fatto storie. Pensa, mi ha regalato persino il rossetto. Verranno anche a me quei segni agli occhi che hai tu. Sta tranquilla, ci vorrà tempo. Andiamo. Svelta. Robert, noi usciamo. Hai bisogno di qualcosa? Sì. Aspetti un momento. Lucy? Puoi venire, per favore? Se vi capita di andare dalle parti di St. Charles Avenue, c'è un negozio d'angolo dove vendono di tutto. Mi serve una colla speciale. Ecco, qui c'è scritto il nome. Ciao. Ciao. Senta, Jane non è più mia moglie. E ciò che fa non mi riguarda, tanto meno mi interessa. No, no, guardi che gliel'ho già detto. Ciò che fa quella donna non mi interessa. Non mi interessa assolutamente. Ma lei deve saperlo, signor Becker. Mi dia ascolto. Basta. Ma insomma, come glielo devo dire? Le ripeto che per me ormai è morta da quando ho perso mio figlio per causa sua. Ha capito adesso? Di tutte queste storie, di quello che fa Jane la notte nel frigorifero, di chi viene a trovarla, a me non importa nulla. Che Jane sia pazza non mi meraviglia. Ma anche lei coi suoi racconti, signor Duval, non mi sembra del tutto a posto con la testa. Le consiglio di galoppare meno con la fantasia. Questa storia del frigorifero mi sembra assurda. Mi fa orrore solo a pensarci. E mi rifiuto di credere a queste macabre invenzioni. È vero, è tutto vero. Ho sentito, hai parlato con mio padre. Voglio sapere anch'io quello che gli hai detto. Si tratta di mia madre, ne ho il diritto, capito? Non c'è niente da sapere. Sì, ho parlato con tuo padre, ma non gli ho detto niente di particolare. Hai frainteso. Avrai capito male. Ah, sì, è il frigorifero. Che gli hai detto del frigorifero? Tu vuoi mettere in cattiva luce mia madre agli occhi di mio padre. Tu sei geloso. La vuoi solo per te. Io qui non ci torno mai più. E farò in modo che anche lei venga via. Così resterei solo, solo. Sei ancora qui, Lucy? Non andare in cucina, Lucy! Non toccare il frigorifero!
cosa credevi che ci fosse? Lo sai anche tu. Qualcosa d'orribile. Tu sei pazzo. Sei davvero pazzo. Io sono pazzo. Io sono pazzo, eh? Ti immagini cose che non esistono. Sei geloso di mio padre, della nostra famiglia. Hai paura che mia madre torni a casa e ti lasci solo. Credi che non l'abbia capito che ti sei innamorato di lei. Ma non ci riuscirai mai, neanche Fred ci è riuscito. Tu sei pazzo. Anche mio padre lo dice. E sono sicura che anche mia madre lo sa. Tu sei pazzo, capito? Ah, sono pazzo, eh? Sono pazzo. Brava. Vieni. Vieni a vedere. Se sono pazzo. Cos'è questo? Se non è il lobo di un orecchio. Cos'è? Dimmi cos'è! Lucy? Sono io. Sei già tornata? Ciao Lucy, mi raccomando, sii buona e non dare fastidio. Stai tranquillo. Buon weekend. Ci vediamo lunedì. Salutami la signora Ave. Certo. Grazie, Lucy. Sono veramente stupendi. Vedrai, staremo bene insieme, come una volta, tesoro. Lucy? Sei sicura che non ti serve aiuto? No, mamma, voglio fare tutto da sola. Sarà una cena fantastica. E allora sbrigati, perché mi sembra che Robert non resista più dalla fame. Tra un minuto è pronto. Vediamo se sono riuscita a farlo come lo facevi tu. Il profumo è invitante. Robert, sentirai che bontà. Fantastico. Ti sei ricordata di metterci anche la cannella. Bravissima. Robert, ma perché non mangi? Ecco, veramente... Oggi non mi sento molto bene. Ma non la vuoi neanche assaggiare? Su, coraggio, Robert. Fallo per Lucy. Beh, che te ne pare? Davvero buono. Sai una cosa, mamma? Quest'anno Mary Allen ed io cucineremo per tutti i nostri compagni. Pensa, Lucy, io non so nemmeno che classe fai. Che succede, Lucy? Che succede? Lucy?
Lucy, dove vai? E così pensavi di avercela fatta anche questa volta, ma non avevi fatto i conti con la tua Lucy, mia cara mammina. Lo sai che ti voglio bene, tutti quanti ti vogliono bene, sei sempre la più bella. Ma che cosa vuoi da me? Tu sei pazza! Io, mammina, la pazza sarei io, tu invece non lo sei. Cosa tieni chiuso nel frigorifero? No! Che cosa nascondi lì dentro, mammina? Lo sanno tutti ormai, non dovrei dare più spiegazioni come tutte le altre volte. Anche papà sa cosa c'è, gliel'ha detto Robert. Ti fidavi tanto di lui e adesso verranno quelli della clinica a prenderti. Ma questa volta non uscirai mai più, mammina, mai più! Smettila, basta, vattene via, vattene! Anche questa volta ci sono riuscita, come è stato con Michael. Che cosa hai detto? Cosa c'entra Michael in tutto questo? Ora è venuto il momento di dirtelo. Tanto a te non crederà mai nessuno. Cosa? Certo, l'ho affogato io. Non è stato facile tenerlo giù nell'acqua. Brutta bastarda! Lucy! Lucy! Cosa? Anche tu contro di me!
Thank you.